Buon pomeriggio da Anna Franchino, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Anteprima Sport. Oggi è il primo giorno di lockdown di questa seconda fase della pandemia da coronavirus. Si ferma la Calabria che è stata dichiarata zona rossa, ma non si ferma il calcio, e quindi noi siamo qui puntualissimi a parlarvi di sport e di calcio, e lo faremo in compagnia di tanti ospiti. Intanto vado a presentarvi i miei compagni di viaggio. Io oggi sono sola in studio, mi sento talmente tanto sola, però ho due colleghi che mi terranno compagnia per tutta la durata della trasmissione. Lo vedo in bassa frequenza, c'è Danilo Perri. Grazie Danilo, collega e giornalista di Gazzetta del Sud, ben ritrovato a te. Non sento Danilo, stiamo cercando di ripristinare il collegamento con Danilo. Danilo, ci senti tu? Io vi Ecco, sento. adesso ti Dicevo buon sentiamo anche pomeriggio noi. e grazie a voi per l'invito. Grazie Danilo, e c'è anche Antonio Clausi di Cosenza Channel. Antonio, ti vedo? Buon pomeriggio. Io no, però ti sento bene. Un saluto a te e a tutti gli amici di Teleuropa Network. Almeno mi tenete compagnia voi due, che siete due amici e colleghi molto bravi e preparati. Io prima di iniziare, perché c'è una sorpresa, un ospite a sorpresa che avremo fra qualche minuto, perché insomma, siccome è in viaggio con la squadra di cui fa parte, allora lo sentiremo fra pochissimo, perché c'è stato questo piccolo spostamento dal pullman al treno, quindi lo sentiremo fra pochissimo, non vi anticipo niente, però vi volevo far vedere una clip che sta facendo molto discutere in questi giorni, una clip che riguarda due calciatori italiani importanti che adesso sono diventati due commentatori e anche insomma showman, come vogliamo chiamarli. Sono Adani e Vieri, una clip di cui si parla del calcio dilettantistico, una piccola proposta fatta appunto dal calciatore Adani. Andiamola a sentire insieme. Noi dobbiamo in questo momento difficile rispettare e dare un abbraccio a tutti quelli del calcio dilettantistico, caro Cammel, perché il calcio dilettantistico l'anno scorso, calciatori, quindi nostri colleghi, perché tutti abbiamo cominciato da lì, l'anno scorso, stagione 2019-2020, il calcio dilettantistico aveva 365.034 calciatori e 680.531 calciatori giovanili delle società dilettantistiche, fanno 1.045.565. Ora, io ti dico una cosa, l'unico modo per me per tenere in vita quel calcio è che i giocatori di Serie A vanno a tassare i loro stipendi del 5% e lo devono fare col sorriso. È l'unico modo, perché Cammel non gli aiuta nessuno loro. E ricordati una cosa, facendo quel gesto, ok? Loro salvano loro stessi, salvando quel calcio, quello dilettantistico, salvano loro stessi, perché tutti sono partiti da lì. E ti dico un'altra cosa, tanti di loro torneranno lì. Ti dico perché. Perché il calciatore, quando finisce, mica tutti vanno a fare i direttori, gli allenatori, i procuratori. Tornano nel paese, il paese che li ha cullati e li ha fatti diventare uomini. E allora puoi tornare, da esempio, facendo scuole calcio, selezionando allenatori, potendo creare piccole accademie. Se tu non sostieni quel calcio che è territorio, mi devi dire come lo generi e lo tieni in piedi in movimento. Devi essere felice di tassarti del 5%. Te lo dico, perché se no è una guerra tra federazioni e i bambini nei paesi non vanno più a calcio. Antonio, potrebbe passare questa proposta di Adani di salvare il calcio dilettantistico proprio tassandosi i giocatori di Serie A, insomma delle serie maggiori, per salvare appunto questo calcio che in queste ore è stato messo da parte. Non ti sentiamo. Antonio? Ecco, ecco, sì, Mi adesso senti? sì, adesso sì. Ok, dicevo che a mio avviso è abbastanza utopica come visione questa di Lele Adani, è come dire, una provocazione più che una vera e propria proposta. Sicuramente una proposta su cui io mi porto subito sulle stesse posizioni, perché sarebbe un qualcosa di addirittura rivoluzionario per quanto mi riguarda,
davvero un contributo immane a tutte quelle società dilettantistiche, ma meglio dire società, direi tesserati dilettantistici, perché comunque non dimentichiamoci mai che qualsiasi presidente di club a qualsiasi livello, che sia la Serie A o una terza categoria, si presuppone abbia una vita abbastanza agiata, altrimenti calcio non se ne potrebbe fare in nessuna maniera. Quindi più che alle società, io come dice Leila Rani, questo contributo lo darei sempre ai tesserati, quindi mi riferisco ai calciatori, mi riferisco ai magazzinieri, mi riferisco ad esempio ai fisioterapisti, ai collaboratori dei tecnici, ai tecnici stessi, insomma a tutti quei personaggi che gravitano all'interno di una società. Allora sì, sarebbe un gesto clamoroso, un gesto rivoluzionario, un gesto realmente socialista. Un gesto che non era mai stato fatto in nessuna nazione, ecco, e quindi che potrebbe partire, chissà, proprio dall'Italia, Danilo. Sì, sono d'accordo con quanto dice Antonio. Certamente la morsa del Covid sta penalizzando tantissimi settori, è chiaro anche che vada a influire sul sistema calcio, in particolare sul dilettantismo. Ecco, vivendo, respirando l'aria dei dilettanti per lavoro, è chiaro che vedere in questo periodo i campionati sospesi fa male anche alla luce di quella che è la passione dei dirigenti che operano nei campionati minori. È chiaro quindi che servirebbe una spinta per consentirgli di andare avanti. Vedo difficile l'ipotesi di un calciatore di Serie A che possa autotassarsi. È chiaro che anche io mi sento d'accordo con quanto dice Adani. Vedo comunque remote le possibilità che ciò possa accadere. Il governo sta anche valutando l'opportunità di salvaguardare in qualche modo alcuni dei componenti di questo settore, varando anche dei contributi per i dirigenti delle squadre dilettantistiche. È chiaro però che debbano essere aiutati anche i calciatori che molte volte hanno il calcio come unica o principale fonte di sostentamento. E poi soprattutto in questo periodo dove registriamo un aumento di contagi anche nel mondo sportivo, insomma, farebbe davvero bene una proposta del genere. Antonio, proprio a proposito di contagi, qualche giorno fa è uscito proprio su Cosenza Channel una tua anteprima, cioè uno scoop. Sei stato il primo a scrivere di questo contagiato all'interno del Cosenza Calcio. Sì, assolutamente. Martedì purtroppo l'allenamento mattutino è stato congelato, annullato a causa di un tampone. Io l'ho definito chiaramente sospetto, però poi nel comunicato emanato dal club la sera è arrivata la conferma che c'era realmente un tampone non negativo, quindi positivo. La squadra, il gruppo squadra ha effettuato dei tamponi immediati che sono risultati per fortuna tutti quanti negativi, però ai fini del match di domani pomeriggio i tamponi che contano sono quelli che sono stati effettuati ieri sera dopo l'allenamento pomeridiano, e cui i risultati magari arriveranno proprio in questi minuti, perché sono attesi nel pomeriggio, quindi magari nel corso della trasmissione potremmo riuscire a dare qualche esito, sperando che siano quelli chiaramente attesi da tutti, ma è molto probabile che comunque il calciatore che era positivo martedì non prenda parte al match contro il Brescia, anche se si fosse negativizzato, perché comunque ha saltato l'intera sessione di allenamenti settimanali. Questo, diciamo, è il quadro, il cosa aspetta questi risultati, però si è allenato con fiducia che il caso sia stato circoscritto per tempo. Allora, torneremo tra pochissimo a parlare di contagi, perché vedo che c'è in collegamento la nostra sorpresa di oggi. È con noi il direttore Mauro Meluso. Buon pomeriggio direttore, grazie per essere con noi. Mauro Meluso, che adesso è diventato direttore generale dell'area tecnica dello Spezia. Buon pomeriggio direttore, so che l'abbiamo disturbata, che lei in questo momento sta viaggiando per raggiungere Benevento e quindi l'abbiamo sottratta a questo
a questo viaggio, ecco. Buon pomeriggio, è sempre un piacere, vi chiedo scusa per il collegamento piuttosto perché sono in una stazione e sto aspettando il treno per andare verso Benevento, quindi è sempre un piacere parlare con voi e poi con voi della stampa della mia città, della città che mi ha dato i natali, ahimè, tanti anni fa. Direttore, allora sta raggiungendo insieme al gruppo squadra questa Benevento, quindi si sta spostando verso il sud, un po' verso di noi, insomma questa esperienza, la prima cosa che voglio chiederle è questa esperienza, insomma le sue prime impressioni dopo qualche mese di lavoro. Ma mi sono trovato benissimo sotto tutti i profili, sia quello professionale che quello umano, questo era molto importante per me. Devo dire che siamo in un momento di grande incertezza, di un campionato anomalo. Considerate che lo Spezia ha chiuso il proprio campionato il 20 di agosto e il 1° di settembre già la squadra si è ritrovata per allenarsi. E io sono arrivato il 1° di settembre e ho dovuto fare un mercato di fretta, con grande a grande velocità, perché ovviamente la squadra era una squadra che aveva vinto molto bene la B, però andava un po' migliorata, quindi figurate che abbiamo fatto in un mese 31 operazioni tra entrate, 19 in entrata e 12 in uscita, quindi è stata veramente un momento molto, molto difficile di lavoro, però insomma siamo abbastanza soddisfatti, la squadra è partita molto bene, soprattutto grazie all'applicazione del tecnico italiano che sta dando un'identità ben precisa. È un calcio che vive nell'incertezza, direttore, perché insomma ci sono contagi che arrivano di giorno in giorno, ne stiamo parlando proprio poco fa con Antonio Clausi e Danilo Perri che sono con noi in diretta. È un calcio che vive un momento di incertezza, però come si dice, show must go on in questi casi. Sì, purtroppo sì. Allora, intanto saluto entrambi, ricordo con grande piacere e affetto Antonio, lo sento anche abbastanza spesso, come del resto anche altri colleghi vostri di Cosenza. È un momento un po' particolare, un momento di grande difficoltà mondiale, non solo del nostro paese. Ora, queste restrizioni che ci sono state con stratificazioni, cioè le zone rosse, le zone gialle, ovviamente hanno creato qualche disappunto, però credo che, insomma, che questo è un momento di difficoltà per tutti. Credo che non sia facile in questo momento gestire il calcio, ma tantomeno figurate di gestire un paese, insomma, che si trova in un momento con questa grande difficoltà. Speriamo, insomma, che si trovi quanto prima questo vaccino in modo che si possa tornare alla normalità, che sta condizionando la mia vita personale, ma anche quella professionale quindi è evidente che come sta condizionando il mio vivere, lo sta condizionando quello di un po' di tutti, e quindi insomma ci auguriamo questa anomalia, che io ho 55 anni, non ho mai vissuto una cosa del genere per così tanto tempo. Ricordo quando ero bimbo, quando ci fu il colera, insomma ci si lavava spesso le mani, ma non ci furono delle restrizioni come in questo momento. Lo spettacolo deve andare avanti, il calcio non può fermarsi, il calcio se si dovesse fermare sarebbe un danno economico enorme, così come lo sarebbe stato l'anno scorso, tant'è che abbiamo concluso un campionato direi particolarmente falsato, quello dell'anno scorso, perché i valori a quel punto dopo il lockdown non corrispondevano più. Antonio e Danilo, volete porre una domanda al direttore? Sì, tanto io lo saluto. Questa settimana ancora non l'avevo disturbato, però ne approfitto per fargli giusto un piccolo quesito sotto forma di battuta, però. Direttore, ritrovi la Padula che di fatto aveva portato in salvo il Lecce? Giusta osservazione, ritrovo un attaccante che avevo già avuto con me nel Frosinone, che poi l'anno scorso ho portato a Lecce con risultati
eccellenti, direi, da parte sua. Purtroppo quelli di squadra non lo sono stati altrettanto, ma come dicevo prima anche per altre ragioni, il lockdown e il coronavirus ci hanno pesantemente penalizzato. Lo ritrovo con piacere, ma mi auguro, insomma, prima della partita glielo dirò, insomma, di star buono domani, sicuramente. Danilo, vuoi chiedere tu qualcosa al direttore? Intanto lo saluto anche io, colgo l'occasione per farlo, dopodiché al direttore chiedo quanto è grande il gap tra la Serie A e la Serie B e soprattutto se secondo lui se vede delle soluzioni per poter accorciare questa forbice tra i due campionati. Ma intanto il gap è molto alto perché c'è una differenza economica sostanziale e che caratterizza poi l'andamento della squadra. Ovviamente tutte le neopromosse, statisticamente 2 delle 3 neopromosse retrocedono. Negli ultimi 10 anni è successo così, perché proprio c'è una differenza economica molto marcata che ovviamente si riverbera poi nell'ambito tecnico, è evidente, perché è chiaro che chi ha più possibilità economiche, più risorse, è evidente che riesce ad avere giocatori più adatti alla categoria. In più credo che il primo scoglio sia proprio da superare sia proprio quello del primo anno, la salvezza. Dopodiché una squadra che sale dalla B e va in A, se riesce a passare il primo anno si consolida e riesce anche ad avere un mercato differente, a fare anche un mercato differente, oltre che in uscita anche in entrata. La Serie B e la Serie A oggi hanno una marcata differenza rispetto a 10-15 anni fa, dove la differenza era minore. Oggi è molto più marcata, io è quello che posso constatare per quello che è la mia esperienza. Dietro c'è Antonio che vuole punzecchiarla ancora, forse c'è una domanda da parte sua. Avevo dubbi. No, questa volta non lo punzecchio, invece chiedo un'info, come dire, che può servire a noi come un po' a tutti i tifosi del Cosenza. Siccome ancora non siamo riusciti a vedere, a cogliere soprattutto il reale valore che ha Vera, che tu hai portato a Lecce nello scorso campionato, ci descrivi che calciatore è? Perché lo abbiamo intravisto in un match di Coppa Italia e poi in ispezioni di partita dove però ancora si vede lontano un miglio che non è al 100% della forma. Ma Vera è un giocatore che ha delle potenzialità enormi e noi lo prendemmo dopo averlo visto al Mondiale Under 20 in Polonia di 2 anni fa. Fece molto bene, era un giocatore che ho portato personalmente in Italia proprio perché credo molto nelle potenzialità sia fisiche che tecniche, fermo restando che aveva bisogno di un periodo abbastanza adeguato per ambientarsi, considerato un ragazzo quando è arrivato da noi l'anno scorso, un ragazzo di 19 anni che cambiava completamente continente, non solo nazione, quindi con usi, costumi e modo di vivere diverso e a quell'età lì pesa, come tutti gli extracomunitari comunque hanno bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, però con delle potenzialità fisiche eccellenti, anche tecniche. Doveva imparare un po' la tattica, penso che l'anno scorso abbia fatto un bel percorso e credo che sia un giocatore di grandi prospettive, ancora molto giovane, ha 20 anni, quindi credo veramente che possa... io intanto mi sto avviando verso il treno. Sì, la vediamo, direttore, la vediamo. Credo che lui abbia veramente delle potenzialità per giocare ad alti livelli, però sono potenzialità. Il calcio non è fatto solo di tecnica e di tattica, il calcio è fatto anche di ambientamento, di testa, di voglia e modo di imporsi, insomma, quindi lui è un ottimo ragazzo, è un ragazzo che si applica. Mi auguro per il Cosenza, per lui, anche per il Lecce stesso, è stato un investimento che ho fatto personalmente, quindi
mi auguro che possa esprimersi a buoni livelli, come insomma, auguro al Cosenza di fare un campionato tranquillo, più tranquillo rispetto all'anno scorso sicuramente. Credo che Trinchera stia lavorando benissimo e quindi insomma, mi auguro che possa fare un bel percorso il Cosenza, anche con Vera. Mi ha anticipato la domanda, chiedevo proprio questa domanda sul cosa ne pensava del Cosenza, se ha avuto modo di vederlo in queste settimane e soprattutto lei tornerà ovviamente in Calabria, però affronterà il Crotone. Sì, il Crotone sì, vedremo a metà dicembre credo, fine dicembre, o sì, torno al 20, adesso non ricordo con precisione. Sì. Tornerò sempre volentieri, anche perché insomma, finalmente spero di poter salutare un po' i miei parenti, no? Mia mamma, i miei fratelli, le mie sorelle che comunque sono là. E poi io il Cosenza quest'anno l'ho visto solo qualche spezzone in televisione, insomma, ripeto, so che so le difficoltà con le quali si opera a Cosenza e soprattutto credo che abbiano fatto un buon lavoro in sinergia sia Trinchera che Occhiuzzi. Occhiuzzi si sta sbalordendo sempre di più, perché quello che poteva sembrare un caso evidentemente non lo è. Occhiuzzi è veramente un valore aggiunto, insomma, diamogli veramente un grosso in bocca al lupo, perché Cosenza, la città, il calcio è un gran volano anche per l'economia, per l'autostima, anche dal punto di vista sociale, è una grande... Direttore, le diamo la possibilità di salire sul treno, che ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e ci sentiamo tra pochissimo. Seconda parte di Anteprima Sport, ci eravamo lasciati con il direttore Meluso che stava salendo sul treno, la vediamo adesso che proprio si sta accomodando. Direttore, stavo parlando appunto di Cosenza, c'è una domanda che volevo porle per quanto riguarda questa volta il mercato. Vignali non è arrivato a Cosenza nonostante nonostante lei avesse già dato l'ok al trasferimento. Come mai? Ma c'era stato un interessamento, però poi quelle sono dinamiche che riguardano più il giocatore e il suo procuratore. Noi avevamo la disponibilità, però insomma, poi sono dinamiche che conosco poco, nelle quali non è giusto neanche che entri. Poi se il ragazzo ha preferito rimanere qui, è rimasto con noi. In questo momento avere una rosa ampia è anche più, visto il momento che stiamo passando, insomma, è anche meglio. Noi avere un giocatore in più, due in più, è meglio, visto che col Covid c'è spesso la possibilità di trovare, soprattutto in questo momento dove stanno aumentando i casi, di trovare qualche positivo, e quindi abbiamo ben accolto anche altri che erano in uscita, e abbiamo ben accolto la loro volontà di rimanere. Quali sono le differenze, direttore, tra il calcio, ad esempio, del Lecce e quello dello Spezia? Cioè, ci sono differenze in questo caso fra nord e sud del paese? Ma sostanzialmente le differenze tecniche sono quelle che riescono a esprimere gli allenatori con lo staff. Quindi è evidente che le differenze principali sono quelle sotto il profilo calcistico. Sotto il profilo dell'ambiente, del modo di fare calcio, io ho trovato tante analogie tra come organizzazione tra Lecce, dove sono stato in 4 anni, e Spezia. Ora, no, da un punto di vista dell'ambiente proprio, tifoseria, questo non lo so dire. Da avversario sono stato a Spezia più di una volta e è un ambiente particolarmente carico, sembra più di stare al sud che al nord, però non ho vissuto ancora in pieno, innanzitutto per il Covid, non ho vissuto ancora in pieno appunto lo stadio pieno, lo stadio di Spezia pieno, innanzitutto per il Covid, e poi perché noi per motivi
logistici, stiamo giocando a Cesena, quindi per questo motivo insomma è tutto molto anomalo in questo momento, sia per il Covid ma anche per motivi nostri di organizzazione. Prima di far intervenire Danilo e Antonio, direttore, c'è una richiesta che mi arriva dalle retrovie, cioè dal nostro regista Luca Chito, che mi chiede come sta Galabinov perché ce l'ha al fantacalcio, ecco. Ma Galabinov sorprendentemente ha fatto un inizio di campionato molto positivo, poi purtroppo nella partita di Milano contro il Milan ha avuto un incidente muscolare che lo sta tenendo già da quasi un mese fuori e purtroppo fuori per almeno altri 15. C'è un problema forse di connessione, quindi abbiamo perso proprio la connessione con il direttore Meluso. Cerchiamo di ripristinarla tra pochissimo. Antonio, un paio di cose le ha tirate fuori il direttore, sia per quanto riguarda ovviamente Vera, come avevi chiesto tu prima, anche per quanto riguarda il Cosenza. Ha fatto i complimenti a Trinchera, ad Occhiuzzi, insomma, per uno che conosce l'ambiente, conosce insomma com'è il calcio a Cosenza, è una bella cosa. Ma assolutamente sì, c'è stato un passaggio molto sottile, ma che va letto tra le righe chiaramente, quello in cui facendo i complimenti dice che a Cosenza lui sa come si opera, ed è chiaro che si riferisce all'estrema pacatezza nel concedere budget elevati da parte del presidente. Quindi bisogna, come abbiamo fatto all'epoca con lui, rimarcare anche negli ultimi anni le rose che sta allestendo di stagione in stagione Stefano Trinchera, perché ottenere i risultati che ha ottenuto il Cosenza, prima sotto la gestione Trinchera, poi prima sotto la gestione Meluso, poi sotto la gestione Valoti, perché non dimentichiamoci che arrivammo ad un quarto di finale dei playoff, poi sotto la gestione di Trinchera, sono comunque risultati raggiunti grazie alla bravura dei direttori sportivi, che sicuramente non hanno avuto i budget di formazioni che sulla carta si presentavano ai nostri di partenza prima del Cosenza, proprio in virtù delle spese effettuate in sede di calciomercato. Dovremmo aver ripristinato il collegamento con il direttore. Il direttore ci sente? Non so se Danilo o Antonio devono farle qualche domanda. Sentiamo loro cosa ne pensa. Sì, una domanda anche io un po' interessata. Quali sono le prospettive di Tommaso Pobega? Interessata perché? Sei del Milan? No. Anche il fantacalcio poi. Provo al fantacalcio anch'io. Questo fantacalcio che cosa combina dietro? È vero, è una malattia diffusissima. Ma è un ragazzo con prospettive enormi, insomma, sia fisiche che tecniche, è un ragazzo che si applica molto, un ragazzo molto giovane, un 99, ma sta già mostrando grandi qualità. L'avevamo seguito sia in primavera sia l'anno scorso col Pordenone. È uno di quei giocatori che prendi per accrescere il tuo potenziale tecnico, perché ovviamente il Milan ci ha concesso un diritto di riscatto, ma ovviamente c'è un conto di riscatto, quindi non diventerà, penso, difficilmente diventerà patrimonio dello Spezia. Direttore, Benevento Spezia è una partita importante perché è come se avesse il sapore di uno scontro salvezza, diciamo così. Per come è la classifica almeno. No, ma la classifica oggi non fa testo, perché la classifica ovviamente in questo momento fa poco testo, siamo a poche giornate dall'inizio. Piuttosto è che, come dicevo prima, le neopromosse per ovvi motivi lotteranno, per i motivi di cui prima anche lotteranno per non retrocedere. Sicuramente è una lotta a salvezza, anche se il Benevento ha investito molto sul mercato, molto più dello Spezia, molto più del Crotone, quindi ha preso giocatori
insomma, con costi molto elevati. Uno su tutti la Padula, che ho avuto l'anno scorso, con costi relativamente bassi perché veniva da annate non felici, e quindi lo abbiamo risollevato sotto tutti i punti di vista, e oggi invece insomma, la Padula so che ha avuto un costo molto alto perché a lei ci ha fatto molto bene. Antonio, c'eri tu che volevi fare una domanda al direttore? Sì, l'ultima domanda, io al direttore volevo chiedere questo. Dopo Liverani, vedo che anche Italiano è un calciatore, un allenatore che ama proporre un calcio molto molto offensivo. Io ho letto le sue dichiarazioni, anzi le ho ascoltate dopo la partita con la Juventus, e ha detto: ad un certo punto credevo di poter vincere, pertanto la mia squadra stava giocando all'attacco, ma era comunque dal primo minuto che lo Spezia manteneva un baricentro alto, quasi per intimorire la Juventus. Quindi Meluso con gli allenatori offensivi come si trova? Ma c'è la differenza che Liverani l'ho portato io a Lecce e Italiano l'ho trovato, ma sono contento, sono stato molto contento, ho lavorato molto bene con Liverani, con il quale abbiamo vinto 2 campionati, abbiamo fatto secondo me un ottimo lavoro anche in Serie A. È caduta ancora la linea. Proviamo a ripristinare, Antonio, per far concludere almeno la tua risposta, perché poi magari, siccome il direttore si trova in viaggio proprio per raggiungere Benevento, magari questi inconvenienti potrebbero capitare molto spesso. Direttore, sì, siamo riusciti. Sì, ok. Ecco, stavo dicendo appunto che Vincenzo Italiano è un allenatore che ho trovato, ma sono molto contento di averlo come allenatore, lui e il suo staff, perché siamo entrati subito in sintonia, ha un modo di fare calcio che mi piaceva e mi piace molto. È un allenatore che stavamo seguendo insieme ad altri 3 quando io ero a Lecce come sostituti potenziali di Liverani, quindi quando sono stato chiamato dallo Spezia per andare a lavorare lì ero molto contento anche di questo, perché io credo che l'allenatore ha un posto predominante nelle strategie di una società, perché ovviamente il ruolo dell'allenatore, si possono sbagliare anche 2 o 3 giocatori, ma se sbagli l'allenatore è un bel problema. Quindi avere avuto la possibilità di lavorare quest'anno con Vincenzo Italiano per me è stato un grande privilegio, perché l'ho detto veramente tra i migliori in assoluto in Serie A, ma con prospettive veramente di allenare anche una grande squadra. Direttore, ha visto il Crotone, ha avuto modo di vedere il Crotone all'Opera, e che cosa ne pensa? Potrebbe essere una squadra che potrebbe alla fine salvarsi? No, è caduta ancora. Forse adesso abbiamo ripristinato, sì. Il treno... Sì, infatti le faccio quest'ultima domanda, poi la lasciamo andare. Ecco. La connessione sarà scadente. Sì, parlavo del Crotone, se ha visto all'Opera la squadra pitagorica e cosa ne pensa, se può puntare a questa salvezza tanto agoniata. Ma, non ha cambiato tantissimo, ha fatto qualche buon investimento, ha tenuto dei giocatori importanti come Messias e Simi, ha preso Riviera, ha preso Petriccione che ha avuto a Lecce con me, ha preso un giocatore molto che seguiamo anche noi a Lecce, si chiama Rocas, un sudamericano molto giovane ma molto interessante. C'è da lottare, sappiamo tutti, il Crotone pure sa che c'è da lottare, sì, lotteremo entrambi per la salvezza, non c'è dubbio. Direttore, io la ringrazio per aver sprecato un po' di tempo qui con noi in questa chiacchierata tra amici, grazie ancora e in bocca al lupo per il futuro, sicuramente la contatteremo anche nelle prossime settimane. Grazie direttore.
caduta la connessione, va bene, lo saluteremo via SMS. Antonio e Danilo, parlavamo proprio della Serie A, andiamo a vedere innanzitutto qual è la classifica di Serie A, così da farci un po' un'idea sul campionato. Ovviamente troviamo il Milan in testa con 16 punti, seguito dal Sassuolo con 14, poi ci sono Juventus e Atalanta con 12, Napoli, Hellas Verona e Inter insieme alla Roma 11 punti, la Sampdoria e la Lazio a 10 punti, Fiorentina Cagliari 7, Bologna e Benevento 6, Genoa, Parma, Spezia 5 punti, Udinese 3, Torino 1 con il Crotone. Prossimo turno per quanto riguarda la Serie A, Atalanta-Inter, Benevento-Spezia che si giocherà alle 18, Bologna-Napoli, Cagliari-Sampdoria, Genoa-Roma, Lazio-Juventus, Milan-Hellas Verona, Parma-Fiorentina, Sassuolo-Udinese e Torino-Crotone. A proposito di Crotone, c'è una notizia che proprio è arrivata poco fa dalle agenzie, lo stadio Ezio Scida che di Crotone rimane al suo posto. C'è stato i giudici del Consiglio di Stato che hanno accolto le richieste del Comune di Crotone e della società ritenendo inammissibile il ricorso del Ministero per i beni culturali contro proprio la sentenza del TAR che aveva annullato 2 provvedimenti della Soprintendenza Archeologica della Calabria, una tesi che appunto il TAR aveva già respinto sostenendo che lo stadio aveva una funzione sociale ed economica, invece dalla Soprintendenza non c'era alcun progetto di valorizzazione dei reperti archeologici, quindi insomma si tira un sospiro di sollievo per quanto riguarda lo stadio, anche se insomma non ci sarà la possibilità di avere i tifosi a seguire le gare. Io prima di parlare di Crotone andrei a sentire proprio l'intervista di Zanellato. Ci siamo ritrovati ieri e abbiamo iniziato con lo spirito che ci ha sempre contraddistinto, non facendo caso alla nostra posizione in classifica e ai risultati, e siamo carichi e vogliamo fare una grande partita domenica. È uno scontro salvezza perché attualmente magari siamo in queste posizioni, però non sarà sicuramente la partita di Torino la determinante per il nostro percorso. Noi affrontiamo tutte le partite allo stesso modo e sappiamo sicuramente che dobbiamo metterci qualcosa in più e speriamo di acquistare un po' più di sicurezza e di avere qualche punto più in classifica. Ma in generale tutti gli individui e la squadra stessa è andata in crescendo. L'inizio era un campionato nuovo per tutti, venivamo da settimane difficili, fra allenamenti con pochi giocatori, poi ci sono state le nazionali e da poco siamo riusciti ad allenarci tutti in gruppo e si vedono già i risultati. Sicuramente dobbiamo migliorare perché quello che vogliamo fare è ancora abbastanza lontano. Ma sicuramente l'attenzione è una discriminante fondamentale in questo campionato, ce ne vuole di più rispetto all'anno scorso, però anche la consapevolezza è altresì importante, quindi noi dobbiamo stare tranquilli, cercare di fare il nostro lavoro, non cambiare nulla di ciò che ci ha portato alla vittoria l'anno scorso e sicuramente prestare un po' più di attenzione e veemenza in alcune circostanze. Quando sono arrivato a Crotone ormai 3 anni e mezzo fa quasi, ho avuto la possibilità di fare la mia prima partita in quello stadio e sono molto contento di ritornarci 3 anni dopo con una nuova consapevolezza, sperando anche di acciuffare un risultato che sia migliore dell'altra volta, però siamo fiduciosi e ce la metteremo tutta. Chiudiamo questa prima parte proprio parlando di Torino-Crotone. Danilo, che impressioni hai di questo Crotone e che partita sarà, visto che è una partita fra 2 squadre che sono ultime in classifica a pari punti? Beh sì, fin dalla vigilia sapevamo che sarebbe stato un campionato complicato per il Crotone. Chiaramente il discorso è anche quello che ha annunciato il direttore Meluso in precedenza. È sempre difficile per chi arriva dalla Serie B ottenere poi dei buoni risultati e riconfermarsi anche in Serie A. Non sarà chiaramente una gara semplice per il Crotone, in quanto in trasferta finora la squadra di Stroppa ha denunciato qualche lacuna di troppo, specie in difesa. Infatti tra Genoa, Sassuolo
e Cagliari sono arrivate 12 gol subiti, dunque sintomatico, un bottino sintomatico di quelle che sono le difficoltà dei pitagorici fuori casa. Non sarà semplice giocare contro il Torino, anche perché la squadra di Giampaolo in settimana, con la vittoria con il Genoa, si è un po' risollevato in classifica, e dunque adesso vuole il riscatto anche in casa per poter decollare. Vedevamo prima la classifica, la differenza tra la prima parte e la seconda già inizia a delinearsi, sono infatti 3 i punti di differenza tra Lazio e Fiorentina, poste rispettivamente alla 10ª e all'11ª posizione. È chiaro che la sfida del Grande Torino diventa emblematica anche per il percorso del Crotone, in quanto un passo passo complicherebbe ancora di più i piani dei rossoblù. Antonio Cigarini proprio pochi minuti fa ha detto: abbiamo voglia di cambiare questo trend negativo, stiamo lavorando bene come sempre in attesa che arrivi domenica. Quindi che partita sarà secondo te? Una partita che il Crotone per forza di cose deve provare a vincere, perché la classifica è quella che è, quindi pertanto anche per non mettere a rischio la posizione di stroppa, i rossoblù devono iniziare a immaginare punti e possono giocare magari anche sul fatto che il Torino ha giocato e vinto in casa del Genoa proprio mercoledì, quindi potrebbe trovare una formazione un po' stanca e con la pancia piena. Intanto arrivano tante domande, in particolar modo per quanto riguarda il Cosenza, però ce n'è una che vi voglio leggere. Io lancio un input, questo è un nostro telespettatore che dice: se le squadre calabresi che militano proprio nei massimi campionati manderebbero i propri osservatori nei campionati dilettantistici regionali anche in provincia di Cosenza, ci sono giovani molto promettenti che farebbero al caso loro senza esborsi per acquistare giocatori di fuori. Ci sono giovani nell'Interland cosentino molto bravi. Siamo sicuri che un telespettatore che è molto attento per quanto riguarda il calcio dilettantistico. Cosa ne pensate? Vai Danilo, poi rispondo io. Ok, io dico perché no, anche se è difficile poi compiere il salto dalla Serie D alla Serie B, così come abbiamo detto che è grande, abissale la differenza tra la Serie A e la Serie B, allo stesso modo è anche notevole il divario tra i valori che emergono in Serie B, in eccellenza, in promozione e anche in Serie B. Dunque è utile mantenere un occhio attento anche in provincia, ma naturalmente poi è difficile pescare dal basso. Antonio, adesso tu cosa ne pensi? Sì, no, io sono decisamente d'accordo con Danilo, perché servirebbe innanzitutto una rete capillare di osservatori che il Cosenza non ha. Anche Trinchero in una recente intervista lo ha evidenziato. Eravamo proprio a Ten con Franco Segreto, e Trinchero sottolineava questo. Ma io voglio fare un esempio che mi ricorda un po' da vicino, perché sapete quando io sia legato alla Morrone. Nella Morrone c'è un calciatore, si chiama Marco Stranges, che conoscete un po' tutti bene, che è cresciuto nel settore giovanile del Cosenza. Gioca in eccellenza con la Morrone e fa la differenza. È un elemento che, a mio avviso, potrebbe giocare tranquillamente, magari non in Serie B, però sicuramente in Lega Pro, in Serie C, e anche in squadre di buon livello. Basterebbe semplicemente puntare su questi calciatori e magari, se non si intende prendere calciatori del posto, da fuori avere buoni osservatori, perché è impossibile che un elemento del genere giochi in categorie inferiori. Allora, non so se abbiamo già il tempo per far vedere una cosa e poi andiamo in pubblicità, perché vi volevo far vedere proprio le pagine dei giornali di oggi che parlano appunto di questa VAR che è stata annunciata dal girone di ritorno. C'è un braccio di ferro appunto fra il presidente Balata e Marcello Nicchi, che è il presidente dell'AIA, non consultati noi e FIGC, impossibile proprio con l'emergenza Covid. Però di questa VAR se ne parla da più tempo, quindi dobbiamo dire che è una tecnologia che andrebbe anche questa volta introdotta anche in Serie B, perché è un campionato importante.
Partiamo da Antonio, vai. Sì, allora, io trovo un po' paradossale che la Serie B abbia fatto l'altro giorno un annuncio senza coinvolgere la classe arbitrale, tanto che poi questa mattina sulla Gazzetta dello Sport Nicchi ha dovuto gelare, io uso questo termine, Balata e un po' tutti i presidenti che hanno partecipato all'assemblea di ieri pomeriggio. Annunciare che nel giorno di ritorno la VAR sarebbe diventata da offline online senza dirlo, senza comunicarlo a chi poi fattivamente dovrà rendere questo servizio alle due squadre e anche quindi alla serie B, io non capisco come sia possibile. Nicchi è stato chiaro, ha detto che è impossibile in questo momento, ha aggiunto che senza fare nomi per la privacy qualcuno dei loro arbitri è alle prese con problemi legati al Covid, quindi hanno anche un organico con una serie di defezioni, ma poi non c'è al momento la possibilità di renderlo online in ogni stadio della cadetteria. Quindi più che evidenziare la necessità, perché è oggettiva, che anche la Serie B venga dotata di questa strumentazione, di questa tecnologia che sta levando tante castagne dal fuoco ai direttori al piano di sopra, ma sta facendo anche molto discutere, io evidenzierei come sia possibile nel 2020 esporsi a simili situazioni di livello comunicativo, l'ABC aggiungerei. Danilo, a te ti faccio rispondere tra pochissimo perché ci fermiamo per una breve pausa e torniamo a parlarne tra poco. Allora, ci avevamo lasciati parlando di VAR. Danilo, volevo sapere cosa ne pensavi tu, anche perché la Lega di Serie B con questa tecnologia potrebbe guardare un po' meglio al futuro, ecco. Sì, è sicuramente auspicabile l'ingresso della tecnologia in Serie B. È chiaro che però il comunicato della Lega è stato un po' imprudente, anche perché leggendo tra le righe non fa riferimento all'ok di FIGC ed AIA, che sono naturalmente molto importanti, ecco, per completare questo processo. Pertanto credo che le parole di Nicchi a questo punto possano anche come dire, stroncare i sogni di Balata. Naturalmente in B sono tantissimi gli episodi ai quali abbiamo assistito, alcuni anche più da vicino perché hanno colpito in bene o in male il Cosenza. Ripeto, è auspicabile la tecnologia anche in Serie B, probabilmente il quadro storico in questo momento lo rende difficile anche per tutte le problematiche che ha accennato anche Nicchi. Sì, ti sentiamo Danilo, ti sentiamo. Danilo? Ci senti? Sì, ti sentiamo benissimo. Allora, andiamo a vedere la classifica per quanto riguarda la Serie B, così da entrare proprio nel vivo delle sfide che ci saranno fra domani e domenica. La classifica fa vedere il Chievo in testa insieme ad Empoli e Frosinone con 13 punti, seguiti dalla Salernitana 11, Cittadella 10 insieme al Venezia, 9 Spal e Lecce, la Regina e il Pordenone con 7 punti, il Monza con 6, a 5 troviamo Brescia e Cosenza, Reggiana, Virtus Entella, Ascoli e Pisa a 4 punti, Vicenza, Cremonese con 3, chiude il Pescara con 1 punto. Vediamo anche il prossimo turno per quanto riguarda la Serie B, con la sfida appunto che si giocherà domani pomeriggio alle 14 al San Vito Marulla fra Cosenza e Brescia, poi c'è Cremonese Vicenza, Empoli e Reggiana, Monza, Frosinone, Pescara, Cittadella, Pisa, Ascoli, ci sono 8 contagiati nell'Ascoli, quindi si va verso il rinvio, Pordenone Chievo, Reggiana Venezia, Spal Salernitana, Virtus Entella Lecce. Si giocherà questa sfida fra Cosenza e Brescia. Prima di sentire cosa ne pensate di questa gara, io vorrei farvi ascoltare appunto mister Occhiuzzi nel pre-gara, ecco. Martedì è stata una giornata particolare, però siamo abituati, dobbiamo essere abituati, ormai sono all'ordine del giorno, lo stiamo vedendo, quindi siamo pronti a questo. Ma il gruppo è sereno, è cattivo, una settimana che è improntata molto, quando ci sono le sconfitte non puoi vivere una settimana tranquillo, non la devi vivere tranquillo perché le sconfitte
si devono accettare, ma si fa fatica a digerirle, insomma. Stiamo incontrando in questo inizio di campionato, diciamo, tutte le squadre accreditate alla vittoria finale, però per me ogni gara di questo campionato è difficile, ha una storia, quindi sarà una gara che il Cosenza dovrà sempre giocare con cattiveria, con rabbia, voglia di voler vincere ogni duello. Quella è la cosa più importante, perché poi i duelli e gli episodi fanno la differenza, quindi in quello dobbiamo essere molto cattivi e cinici. Le sconfitte, purtroppo le analizzi, ma poi la settimana ti dà il lavoro, quindi io ripeto che questo gruppo mi mette in difficoltà nelle scelte, perché si allenano non bene, benissimo. Poi le partite poi possono finire male, quindi non per questo io devo giudicare dopo una prestazione, devo subito mettere la croce addosso a chi. Credo che dopo le sconfitte il primo indiziato, e forse il colpevole deve essere il tecnico, quindi mi assumo sempre delle responsabilità. I ragazzi devono stare sereni, devono lavorare come stanno facendo, e poi se mi mettono in difficoltà nelle scelte vuol dire che ho più calciatori a disposizione per fare la gara. Il Brescia lo conosciamo, quindi sappiamo che squadra è, la forza, gli rientrano giocatori importanti che hanno fatto la Serie A fino a qualche mese fa, quindi conosciamo la loro forza, ma noi dobbiamo andare avanti per quello che siamo noi, dobbiamo continuare a crescere, a far crescere le prestazioni, a dare continuità alle prestazioni. Non devono essere prestazioni di mezz'ora, 40 minuti, poi ci spegniamo un attimo. Quindi è quello che il Cosenza deve migliorare. Le condizioni di Ba si sta lavorando a parte col prof Lucchetta, ancora non può essere della gara, perché ancora diciamo che il problema non è guarito dal problema, però diciamo, stiamo cercando di metterlo in campo per averlo a disposizione al più presto. Ci sarà la sosta, così gli darà una mano per recuperare. E domani arriva il Brescia, questo ci scrive un telespettatore: la formazione del Chiuzzi è chiamata a fare una partita con grande personalità e concentrazione, e ci si augura che gli avanti diano una mano concreta, solo così potremmo dare una svolta al nostro campionato. Si punta, ovviamente, si cerca questa vittoria che manca in campionato, Antonio, però insomma con il Brescia non è una gara facile, ecco. No, ma quest'anno partite semplici non ce ne saranno. Leviamoci dalla testa di incontrare formazioni come il Livorno dello scorso campionato o il Trapani del girone di andata. Sarà un campionato completamente diverso, e l'idea da parte del Cosenza di affrontare queste partite a trazione anteriore per me è l'idea giusta, nel senso che non ci sono squadre dove difendersi ad oltranza può bastare, perché poi un'invenzione di Rivière, un'invenzione di Asensi, un cross di Casasola ci risolve la partita. No, quest'anno non è così. Il Cosenza, se vuole ottenere punti, deve giocare sempre all'attacco. Chiuzzi l'ha capito perfettamente, e così sta cercando di inculcare una certa mentalità alla propria squadra, che il team rossoblu poi applichi sul rettangolo di gioco quello che viene provato durante la settimana ancora non si vede del tutto. Diciamo che il Cosenza è ancora in fase di rodaggio, però le sensazioni sono sensazioni comunque positive a lunga gittata, nel senso che Roberto Chiuzzi sta toccando le corde giuste, deve oliare qualche meccanismo là davanti, perché è vero, il Cosenza non segna, se non sbaglio insieme al Pescara è un'altra compagine cadetta al peggiore attacco della categoria, però il Cosenza arriva là davanti, il Cosenza arriva lì per battere il portiere avversario, e poi sono dettagli a fare la differenza. Prendiamo la gara contro il Chievo Verona: 10 centimetri non hanno permesso agli Ozzi di gonfiare la rete sullo 0-0 su quel cross teso da parte di Baez. Un miracolo di Semper ha negato a Bittante la gioia del gol ad inizio secondo tempo. Il Cosenza arriva, ribadisco, il Cosenza è lì in area pronto a fare male. Un po' tutti, non soltanto io, abbiamo avuto l'impressione che il Cosenza nella gara contro il Chievo Verona, specificatamente in alcuni momenti del match, io mi riferisco
soprattutto ad inizio secondo tempo, anche sullo 0-0, c'era l'idea, stavo dicendo, di come il gol fosse nell'aria da parte del Cosenza. Non è arrivato per pura casualità, però è qualcosa che comunque Chiuzzi non può lasciare senza analizzare, senza chiedersi il perché, e sono certo che il tecnico abbia lavorato, e come anche sulla freddezza in area di rigore, sulla finalizzazione. È un Cosenza che, nonostante Danilo abbia avuto questo inizio abbastanza complicato, ha retto bene, abbiamo visto un ottimo Falcone in porta, quindi è un Cosenza che anche con le grandi riesce ad esaltarsi. Sì, è vero, il Cosenza finora ha retto bene con le grandi, perché il calendario, questo è un dettaglio da non trascurare, non è stato magnanimo con la squadra degli Occhiuzzi, ha posto subito delle asperità nelle prime giornate, Spal, Cittadella, Regina, Lecce e Chievo Verona sono sicuramente degli avversari attrezzati. Dunque i 5 punti raccolti fin qui rappresentano un buon viatico per il resto della stagione. Sono d'accordo con quanto diceva Antonio. Probabilmente ancora i rossoblù devono ricercare l'uomo gol, perché lì davanti poi bisogna segnare per vincere le partite, per conquistare i 3 punti. L'anno scorso è stato determinante il contributo di Rivière e in alcune circostanze anche di Asensio. È chiaro che debba essere risolto ora questo problema, ecco, diciamo così. Roberto Acciuzzi comunque finora, sia nella stagione scorsa sia in quella attuale, ha dimostrato di essere un professionista esemplare, un grande lavoratore. Ha fatto riferimento nella conferenza pre-partita a cattiveria, rabbia e voglia di vincere ogni duello, e saranno sicuramente questi gli ingredienti che devono guidare il Cosenza per fare bene contro il Brescia. Io ritengo che sia anche il momento forse migliore per incontrare le rondinelle. Chiaramente una sfida contro una squadra così attrezzata comporta già di per sé delle grosse difficoltà. Naturalmente la squadra di Diego Lopez viene dalla Serie A, però finora non è decollata, anche a causa delle tante defezioni che ha avuto. Domani al Marulla si presenterà con diverse assenze in difesa, mentre in attacco Donnarumma tornerà dopo circa 10 giorni d'assenza, mentre Ragusa non scende in campo da inizio ottobre, se non ricordo. Torregrossa non lo ha mai fatto, quindi potrebbe anche essere questo il momento opportuno per tentare di far male a una squadra così attrezzata come il Brescia. Prima di parlare di Regina c'è un altro messaggio che arriva da un nostro telespettatore, Pasquale Dacri, che salutiamo e ringraziamo, che ci fa i complimenti, e poi dice: vorrei fare un in bocca al lupo al Cosenza Calcio per la prima domani con il Brescia, forza Cosenza, e sempre saluti. Antonio, parlando invece di Regina, la Regina giocherà questa sfida con l'Empoli, con una delle capoliste del girone, appunto l'Empoli, una Regina che forse sta un po' deludendo le aspettative, secondo te? No, assolutamente. Una Regina che sta forse deludendo in Dennis, ecco, perché Dennis ha sbagliato 2 calci di rigore, avrebbero portato, se non 4, sicuramente 2 punti in più, quindi è negli uomini che probabilmente la Regina è stata tradita, però io credo che la posizione in classifica sia tranquilla, il gioco espresso dagli uomini di Mimmo Toscano sia un gioco che in Serie B può tranquillamente condurre in porto questa squadra. È chiaro che per lo step successivo, vale a dire una lotta per il vertice o un piazzamento importante nella zona playoff, serva un attimo cambiare marcia, ma la Regina ha uomini e soprattutto un comandante tale, mi riferisco sempre a Toscano, che possano fargli centrare gli obiettivi prefissati
dalla società, ma ribadisco, per una neopromossa non centrarli e fare un campionato comunque guardando all'insù, col naso all'insù, sarebbe comunque assolutamente una stagione positiva. Prima di passare a parlare di Regina con Danilo, Antonio, ovviamente mi chiedono chi è questo calciatore positivo del Cosenza, mi hanno fatto un nome, noi non ne possiamo parlare perché insomma per motivi di privacy, però allora, mi chiedono chi giocherà chiaro, secondo te sulla destra a centrocampo. Parliamoci chiaro, è un po' il segreto di Pulcinella, però nel momento in cui non c'è una comunicazione ufficiale da parte del Cosenza con come dire, la comunicazione del nome, non possiamo noi renderlo... noi violare chiaramente la privacy di questo calciatore, di questo tesserato del Cosenza. Quindi ridò la palla al Cosenza Calcio in attesa che se chiaramente il calciatore darà l'assenso a divulgare la propria generalità, sicuramente non ho dubbi che, come è avvenuto nei casi precedenti, Via degli Stadi farà un'informativa ad hoc. Ecco. Questo anche dalla formazione. Come facciamo? Come facciamo? Non possiamo dire niente. Dobbiamo aspettare domani pomeriggio, vedere chi sarà fra i giocatori in formazione, poi ovviamente, come dicevi tu, il segreto di Pulcinella verrà svelato al più presto. Quindi insomma qualche altra ora di attesa e poi ovviamente tutto sarà più chiaro a tifosi e a chi ancora non conosce il nome del giocatore positivo, anche perché, come diceva Antonio, in apertura siamo in attesa di conoscere anche i risultati degli altri tamponi, quindi in queste ore ovviamente noi speriamo che il numero non cresca, però potrebbe anche essersi negativizzato, quindi magari potrebbe tornare a far parte del gruppo, ma non per la gara in programma domani alle 14 al San Vito. Danilo, tornando invece ad Empoli Regina, tu come la vedi questa squadra di Toscano e questa sfida con l'Empoli? Noi avevamo provato a sentire Toscano proprio prima di andare in onda, però era in partenza anche lui per questa trasferta, quindi abbiamo rimandato l'intervista con lui nelle prossime settimane. Beh, io sono d'accordo e mi accodo alle parole di Antonio. È chiaro che per una neopromossa stagionare comunque nella parte medio-alta della classifica non è mai facile, anche quando si fanno comunque degli investimenti importanti come quelli fatti dalla società Amaranto. Domani sarà sicuramente un esame verità comunque per la squadra di Toscano, in quanto si affronterà l'Empoli, che è partito decisamente meglio rispetto alla scorsa stagione, quando aveva denunciato qualche difficoltà di troppo. Si arriva all'appuntamento con la definizione di Menez. A questo punto bisognerà quindi anche comprendere come reagirà la squadra dopo la sconfitta con la SPAL. Sarà un test probante per capire quindi quelle che saranno anche le ambizioni della Regina da qui in avanti. Parlando invece di Serie C, non vi voglio far vedere né classifica né prossimo turno per un semplice fatto, perché continuano ad aumentare i positivi nelle varie squadre. Anche la Vibonese fa sapere che sono 20 proprio dal sito ufficiale i positivi per quanto riguarda la squadra rosso-blu calabrese. Vibonese che molto probabilmente quindi non scenderà in campo, si aspetta ovviamente l'ufficialità da parte della Lega. Intanto per quanto riguarda invece il Catanzaro, c'è stato questo recupero in settimana con il Palermo e noi vi vogliamo far sentire le parole del direttore generale Diego Foresti proprio dopo la gara con il Palermo. Ho deciso di venire io in sera stampa al posto del mister perché è giusto che ci metta la faccia la società, perché è inutile che venga sempre il mister a chiedere scusa dopo la vergognosa prestazione di Terni. Siamo incappati in un'altra partita brutale perché non esiste che in 2 uomini in più in vantaggio di una rete con un rigore, tra l'altro, che per la prima volta forse ci danno qualcosa che non ci spetta, riusciamo a far pareggiare gli avversari. La squadra va in ritiro da subito. Da oggi è finito il tempo dei comfort, è finito il tempo della bella vita. Non me ne frega un cazzo, perché
La società ci sta mettendo l'anima, il cuore, i soldi. Noi lavoriamo dalla mattina alla sera e queste figure siamo stanchi di farle. Quindi da oggi, da stasera si va in ritiro, più nessuno va a casa, fin quando ci saranno le prestazioni che merita questa piazza. Chiedo scusa a tutto il popolo giallorosso, chiedo scusa alla città, chiedo scusa al presidente, ai fratelli, alla proprietà, perché non meritano tutto questo. Non dormo da sabato notte, l'ultima notte che ho dormito, perché poi domenica abbiamo fatto una figuraccia, questa sera ne abbiamo fatto un'altra, forse è peggio di quella di domenica, dopo le prediche, dopo il lavaggio di cervello che ci eravamo fatti tra di noi negli spogliatoi. C'è un problema, si vede, cercheremo di risolverlo al più presto, però così non va, quindi da stasera si va in ritiro. I ragazzi devono capire che la maglia che indossano merita rispetto, perché non è possibile continuamente fare queste prestazioni che nemmeno in terza categoria si vedono fare. Andiamo avanti, purtroppo siamo in una situazione imbarazzante, perché a dir poco imbarazzante. Cerchiamo di fare il massimo. Dalla mia dovete sapere che io, il mister, lo staff, la dirigenza stiamo facendo più di quello che dovevamo fare. Stiamo lavorando 15 ore al giorno. Se qualcuno non ha capito che questo è un lavoro per loro ed è un lavoro da privilegiati, c'è gente oggi che è a casa senza il lavoro, c'è gente che lavora per 900 euro al mese. Loro pigliano tanti soldi, devono correre un'ora e mezza di gara, non fanno neanche quello, quindi benissimo. D'ora in poi si cambia registro, da stasera si cambia e fin quando ci saranno le prestazioni all'altezza di questa squadra, all'altezza di questa società, non cambierà nulla, anzi sarà sempre peggio. Avevano un amico nello spogliatoio, oggi non ce l'hanno più, quindi da oggi il paradiso è diventato un inferno. Deve cambiare, grazie. Catanzaro che affronterà l'Avellino. Purtroppo volevo parlare anche di questa crisi dei giallorossi, ma il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio per essere stati con noi questo pomeriggio Danilo Perri di Gazzetta del Sud, grazie Danilo, e anche Antonio Clausi di Cosenza Channel. Vi do appuntamento alla prossima settimana, venerdì prossimo. Grazie, arrivederci. Grazie a te. A voi, arrivederci.